ci può mettere sale, oppure ci può mettere olio di zucchero, dipende. Poi a dove hanno a cuocere? I carciofi? Se ci può mettere. E così ti cuocino. La cosa che sai fare di più qual è? A me mi piace fare puro pesce puro a forno, I pesci a forno, per esempio, come si fanno? con l'aglio, pezzemolo, olio, oppure ci puoi mettere spezie, oppure peperoncino, poi dove forno, avresti bello caldo e poi ci metti pesce e poi ti cuocino. E su per giù quanto tempo bisogna cuocerli i pesci? Sa, c'è mezz'ora, 4 ore, dipende. Generalmente tu quando cuoci i pesci, quanto li fai cuocere? Hanno a cuocere, però dipende, pure un quarto d'ora, o 2 minuti, mezz'ora, dipende. Poi andata lì e si vede, ci sono cotti, sono cute, i succuri non si toccano. E tu li assaggi prima di scendere? Quando sono cotte però. Quando sono cotti si astuta. Li assaggi? Sì. E bene o male si riesce a capire se Sì, sono cotti. sì, si vede. Mentre una cosa che proprio che tu sei brava a fare, qual è? Ma a me mi piace fare couscous, Ah, e il couscous come si fa? oppure con broccolo, con la carne, ci metti l'accia, carote, salsa, spezie, poi con tutto couscous, perché lo faccio all'antica, sì, perché mi insegna mia madre. Ma diciamo il procedimento iniziale Sì, per fare il couscous qual è? io Cioè quando- l'inizio proprio, tu sei in cucina e devi preparare il couscous. Qual è il procedimento iniziale? io quando preparo couscous, prima combatto pure questo, poi In che maniera? io lo faccio così, all'antica va, lo faccio con le mani. Ok. Io lo faccio all'antica, io lo facevo quando stava là con mia madre. E lo faccio con le mani. Lo faccio a coccio, lo faccio così lo coccio. Sì. Telefono. Allora, ritorniamo a parlare di fatto cucina. Se un couscous coccio. Dico, allora, ascolta, mettiamo in caso tu devi preparare questo couscous, giusto? Il couscous si può fare in tante maniere, si può fare il couscous pesce. di pesce, couscous di verdure, Di verdura. Dipende. oppure couscous di... O pesce, couscous, o la verdura, dipende, pure so che sapete dicendo. O lo maghi, pure, dipende, sapete dicendo, ho fatto questo couscous, sì. Ci sono certuni che fanno anche il couscous di maiale, tu lo sai fare? Di maiale. Con carne di maiale, Sì, sì, lo sai fare? sì, Con carne di maiale. sì, sì. E come si fa? Prima stava a cucinare il couscous, stava a conzare, mettere la capignata, poi stava a domare, poi stava a fare il brodo, stava a fare tutta la carne di maiale, stava a lavare e poi ci ha messo tutte le cose, l'accia, chidula, poi deve cuocere tutte le cose, perché poi ci mette il sale, poi si è mezzata la carne, oppure il brodo, per com'è, se il repo, Ma se il tu sale. come fai ad accorgerti se il brodo viene bene oppure no, nel momento dell'assaggio? Io ci metto 2 bottiglie di salsa perché prima ci metto il sale e poi va a cuocere. Certo, deve zazzare la carne di maiale e pure il brodo. Se è repo, se è salato, se accetta un poco di sale e poi deve cuocere. Cioè, ma tu te ne accorgi? Sì, sì, sì. Nel momento dell'assaggio tu te ne accorgi se ci vuole il sale, non ci Sì, vuole se il è sale. rave, se è repo, se è salato, se sa a zazzare il brodo e carne di maiale pure. E il couscous su per giù quanto tempo vuole cuocere? O 2 minuti o 3 minuti, dipende, pure mezz'ora, dipende, non è. Il couscous. Certo, perché ho l'ho usato il couscous, se per se curo oppure è cotto, io non ne posso mangiare un couscous curo. E di solito in 2 minuti ce la fa. Certo, o 3 minuti, dipende. È logico, va a cuocere. Non c'è paura che scuoce, no? In 3 minuti. No, non ce n'è, paura non ce n'è. Tranquillo. Garantita al 100%. Sì, perché ormai Tu sei pratica, ormai. l'hai fatto. Va bene, mentre riguardo invece il couscous di pesce, quanto tempo ci vuole per prepararlo? Per tu cenare il couscous, Sì. è sempre, tu cenare sempre che mano, lavoro c'è, stava a letto tutto couscous, poi stava a conzare, stava a domare, e metterci la sale dell'acqua, poi deve cuocere, poi deve fare il brodo,
per fare il pesce, c'ho l'aglio, pezzemolo, lavoro c'è. Ascolta, ci va cipolla pure. Sì, pure la cipolla, serve scudanno pure, e olio, oppure ci metti spezie, peperoncino, ognuno ce le mette. Sì, ma dico, gli ingredienti principali per cominciare a fare il couscous, quali sono? Per fare il pesce, si piglia odiano, ci mette la cipolla, olio, o spezie, poi sanno pulizzare i pesci, perché sanno spaccare e sanno pulizzare, sanno lavare i pesci, poi ci metto l'usato perché io lo faccio sempre all'antica, va? Come mi insegnava mia madre. Poi ci mettici l'acqua. Ah, quindi tua madre ti ha insegnato a fare il couscous? Sì, mi insegnava mia madre la prima volta, mia madre dice mettiti il cacciacore mia, io lo tagliai e la ferrai subito. Non mai. Cioè ti sei insegnata subito? Sì. E da allora non te lo sei dimenticato più? No. Ci pensi sempre continuamente? Il couscous piace, però c'è il lavoro, se mi dà semmo. Certo. Purtroppo. Di solito quali pesci si ci mettono nel couscous? O morina, o scofano, o pure ope, dipende, pesci pure ammiscati, pure congole, dipende, pure ammaro, ci metto, questo piccolo, dipende, ognuno. Ma il pesce proprio che ci va, che è proprio l'anima del couscous, qual è? O amorina, o rungo, dipende, o pure scofani, o pure, che saccio, che vedere, ammaro pure, dipende, ammaro questo piccolo va, perché la vita è cara, non si può cattare gambero. Volendo, dico, se uno se lo può permettere, nel couscous si ci potrebbe mettere anche l'aragosta, ci sta? Aragosta sì, ci sta, penso, può essere sì. E il granchio? Puro, perché adesso il brodo saporito sono. Cioè più pesce si ci mettono meglio. Sì. Quando c'è il lavoro, certo sanno a lavare, perché toccano tante mani, perché sanno a lavare, e poi si ti sale questo. Ascoltami, nella vita che hai fatto precedentemente avrai sicuramente cucinato qualcosa di buono per la tua famiglia, giusto? Sì. Qual è stata la pietanza che ha fatto proprio il successo di Maria? Cioè che i tuoi familiari ti hanno fatto tutti i complimenti per come hai cucinato. Sì, io ogni tanto quando stavo a da, mia madre ci diceva, questo era sabato, e poi lo domani la domenica, e ci diceva mia madre, come frate, ci diceva, che fare? Io pensavo che si potesse fare la pasta a forno. Io dicevo no, poi dice mia madre poi domani si vede che è domenica. Io lo sia presto, mattina, ma le stiamo. E poi ci piace fare la conza, mettici l'olio, cipolla, spezie, tutte cose, tutti i condimenti, prosciutto, passola, pignolo, la cosa dell'antica, sì. Oppure faccia pure pasta a forno così, pure longa, oppure che c'è di lasagne pure. Faccia ogni tanto, o lasagna o cucina normale, mi dice pasta longa, come che? E io cucinavo presto la domenica, perché aveva fare la conza. Poi pigliava mia tapa pasta, appena che calava pasta, metteva sale, poi pigliava due tigli, dipende, o 2, 3, poi metteva pasta, scolava pasta, poi metteva conza nella pasta, poi reminava e poi metteva pure un burro, una tiglia, oppure un goccio d'olio, c'è pure olio di d'oliva, e metteva la pasta e poi metteva la conza, la pasta, una tiglia, e poi metteva la cosa, e poi metteva pure il formaggio. Io ho detto, ma va forno, aspettava, bella avesse bello caro. E quanto aspettavi? Mia madre diceva, dice, a me piace bella bruciata, che diceva, no, a me mi piace bruciato, l'altro dice, mi piace bruciato, l'altro diceva no, e c'era un teatro ogni volta. Certo, anche perché a casa tua eravate in molti. Io ci dicevo, sentitemi qua, fece ora pasta a forno fa zucchio, perché mi hanno disse. Chi dava bella cotta, bella bruciata, chi tu dici no, io non la voglio bruciata. Devo dire che sono rimasti tutti soddisfatti. Sì, perché se la sono mangiata e quindi automaticamente. Sì, sembra una ti è piaciuta. Sì, perché ogni volta c'era un teatro. Vabbè, allora riguardo a questo discorso vogliamo annunciare inoltre io e Maria che prossimamente Maria lancerà la sua rubrica di cucina, per cui seguiteci sempre perché, ripeto, prossimamente ci sarà Maria in cucina. Come la intitoleremo, Maria? Maria cucina, capire, che saccio,
Quelli due saggi. Le pietanze di Maria? Vanno bene le pietanze di Maria, regia? Vanno bene? Allora, le pietanze di Maria. Prossimamente su YouTube Maria farà la sua rubrica di cucina. Non mancate. Questo è tutto. Alberto Lipari vi saluta, naturalmente in compagnia di Maria. Ciao ciao.